Parliamo di volley. Siamo in collegamento con Marco Amiens, head coach del Terraglio Volley. Innanzitutto buonasera e grazie per aver accettato il nostro invito. Buonasera, grazie a voi. Allora, innanzitutto complimenti per l'impresa perché è di pochi giorni fa la notizia che avete conquistato la Serie B. Sì, esatto, esatto. Dopo due gare, diciamo di finale di playoff contro Urban, abbiamo vinto 2-0 e abbiamo vinto la categoria, insomma. Siamo riusciti a fare un salto di categoria, dalla C alla B2. Come sono state organizzate le finali e come è andata dal punto di vista tecnico? Allora, sicuramente sono state due gare molto impegnative contro un avversario che tra l'altro è ancora in corsa per la promozione. Noi siamo arrivati primi nel nostro girone, loro sono arrivati primi nel loro e quindi diciamo che attraverso un sorteggio ci siamo scontrati per determinare chi avrebbe avuto accesso, diciamo, al salto di categoria, che avrebbe potuto fare il salto di categoria già nella prima fase. È una formula, diciamo, che coinvolge le prime due squadre di ogni girone, con le prime che si incontrano tra di loro, le seconde che si incontrano tra di loro. Le due vincenti delle prime appunto accedono diciamo, alla Serie B, le due perdenti vanno a incontrare invece le vincenti delle seconde, quindi è una formula che equilibra molto il livello dei quattro gironi, quindi sicuramente una bella formula, ecco. Dal punto di vista invece della stagione, come possiamo riassumerla? Certo, la promozione è il suo coronamento, ma ci può riassumere, raccontare i momenti clou? Ma è stato un campionato, diciamo, abbastanza entusiasmante, nel senso che abbiamo concluso ehm, la fase del girone primi in classifica con soltanto una sconfitta. Tra l'altro arrivata non con una delle prime squadre, ma contro una squadra, diciamo, che occupava una posizione in classifica abbastanza bassa, diciamo, lo possiamo definire un incidente di percorso. Del resto la squadra è stata molto brava perché è riuscita a vincere tranne una tutte le gare del girone, anche contro insomma, le prime della classe. Diciamo che è stata una stagione giocata ad alto livello, dove gli alti e i bassi sono stati comunque abbastanza limitati. Abbiamo iniziato con il botto, con un tie break contro Belluno, che poi non è entrata nella serie di finale. E se dobbiamo dire le due gare, diciamo, dove abbiamo sofferto di più, probabilmente appunto la prima contro Belluno e la gara d'andata contro Imark, che è arrivata seconda nel nostro girone e si sta giocando adesso appunto nella seconda fase la promozione, anche lei. Ora naturalmente per voi meritato riposo, vista l'impresa che avete conquistato, però vi attende una grande festa sul litorale di Caorle. Così ci hanno detto, diciamo che è un qualche cosa che ci hanno accennato, ma non sono arrivate tante informazioni. Credo che l'intenzione della società sia quella di renderla una bella sorpresa anche per noi, insomma. Anche perché è giusto festeggiare dopo un risultato così storico. Sì, sì, beh, indubbiamente è un qualche cosa che per il Terraglio è una tappa storica nella sua storia. Sono all'interno della società solo da 2 anni, ma appunto mi raccontavano che non erano mai arrivati a vincere, diciamo, una categoria regionale, la Serie C, e quindi accedere alla possibilità di fare una categoria nazionale. Quindi è un bellissimo traguardo ed è assolutamente giusto che chi fa parte di questa società da tanti anni se lo gode, se lo gusti, insomma. Certamente. E dunque per averci parlato di questa bella stagione del Terraglio Volley, coronata dalla promozione in B2, ringraziamo di cuore Marco Amiens, head coach appunto del Terraglio Volley, per essere stato con noi. Grazie a voi e buonasera a tutti. E siamo in collegamento anche con Valentina Albrizio, capitano del Terraglio Volley. Innanzitutto Valentina, buonasera anche a te e grazie anche a te per aver Grazie, accettato il buonasera. nostro invito.
Grazie, a voi. Allora, sicuramente una promozione storica quella del Terraglio Volley in Serie B2. Parlerei con te dell'aspetto emozionale di tutta questa bella vicenda. Innanzitutto, che cosa significa essere capitano della squadra del Terraglio Volley per te? Allora, sicuramente essere capitano è una responsabilità grande, soprattutto perché in una squadra siamo in 13 persone con caratteri, esperienze, tantissime sfaccettature diverse, quindi è giusto che ci sia comunque una persona di cui tutte le ragazze si possano fidare, si possano confidare, comunque essere di supporto. Io ho lavorato con Marco per 3 anni e diciamo che ho cercato sempre di, essere il più d'aiuto possibile per la squadra. Penso che un capitano debba essere questo, una spalla sempre, nei momenti brutti, nei momenti belli, e spero insomma di averlo fatto in modo egregio, ecco, quest'anno, e soprattutto con i risultati che sono venuti avanti. Spero che insomma le ragazze siano contente di questo mio ruolo, ma comunque io le mie compagne siamo tutte al pari. Serve solo magari un punto di riferimento per qualcuno, magari anche le ragazze più giovani e tutto quanto, che magari hanno non si sentono di avere così tanta voce, anche se in realtà ce l'hanno sempre, perché come ho già detto siamo tutte allo stesso livello in una squadra e in un campionato che comunque è molto lungo. C'è bisogno sempre di tutte. E c'è bisogno per allenarsi e c'è bisogno durante le gare, come poi effettivamente si è potuto vedere, anche nelle gare finali abbiamo fatto parecchi cambi e c'è stata veramente l'importanza dell'ingresso e del contributo di tutte durante tutto l'anno e anche nelle fasi finali. Ecco, detto appunto della squadra, del gruppo squadra e magari anche delle individualità, che cosa significa per te, per voi, aver raggiunto un traguardo così importante come la promozione? È un'emozione grandissima, adesso non saprei descriverla, penso, sono sacrifici, nella nostra squadra ci sono ragazze che studiano, ragazze che lavorano, quindi, comunque noi 3 sere a settimana siamo in palestra, il sabato siamo in palestra, però questo è quello che ci rende felici e che ci rende ancora più felici quest'anno, insomma, con un risultato storico come quello che abbiamo ottenuto. Fortunatamente quest'anno posso dire che abbiamo avuto un gruppo davvero, davvero coeso, sia al di fuori che all'interno del campo, e in 16 anni che gioco a pallavolo non è una cosa così comune. Siamo state veramente molto, molto unite. Io avevo sempre, la certezza che non avremmo mai mollato e così è stato. Ecco, adesso è sicuramente il tempo del riposo, poi dei festeggiamenti, come è giusto che sia, però immagino abbiate degli obiettivi anche per il futuro, come posso dire, dei modelli anche a cui vi ispirate, degli idoli, non lo so. Sì, diciamo che allora sicuramente la Serie B è una categoria nazionale e sicuramente dà lustro a una realtà locale come quella di Terraglio. Ovviamente è di nostro auspicio che questa serie si possa giocare, perché comunque, ha dei costi, è un impegno anche a livello di distanze, molto di più di un campionato regionale, e speriamo che anche, diciamo, il nostro risultato accresca l'interesse a livello di sponsor, e tutto il nostro augurio comunque è di poterla giocare, di poter insomma costruire una squadra che sia più competitiva di quella che avevamo quest'anno, perché comunque il campionato è diverso, iniziano a esserci, anche insomma dei giocatori molto, molto interessanti, e quindi spero che ci siano degli ingressi, anche magari da altre squadre, comunque fatti in maniera intelligente, che non vadano a minare il clima che avevamo, perché ripeto è stato
un anno ottimo sotto il punto di vista di gruppo squadra, di rapporto con l'allenatore, di rapporto con la società. Quindi noi ci auguriamo insomma che questo continui, perché comunque è un punto fondamentale di forza. È bello, ci sono delle squadre che funzionano, magari bene in campo e poi magari escono dallo spogliatoio e non si guardano, tantissime ragazze in tantissime società funziona così, però io credo che quando si riesce a unire un gruppo che lavora bene in palestra e poi effettivamente ha l'occasione anche fuori di conoscersi, approfondire le proprie storie sia una cosa, sicuramente un plus, che poi penso che sia quello che sia successo quest'anno. Si sono veramente allineati tutte le nostre qualità, ma anche i nostri difetti e siamo riusciti a gestirli in maniera ottima. Chiarissimo. È giusto anche quello che hai detto. E per dunque averci descritto la stagione che è appena conclusa per il Terraglio Volley, conclusa con il coronamento di un grande obiettivo, ringraziamo di cuore Valentina Albrizio, capitano appunto del Terraglio Volley, per essere stata con noi. Grazie mille a voi per l'opportunità.